edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito. Maturità, al via la seconda prova degli esami, diversa in base al percorso di studi. Ieri lo scritto di italiano con tracce a sorpresa che hanno spiazzato molti studenti. Sequestrati beni per 1 milione di euro a Giovanni Niosi, esponente della famiglia di Resuttana, è già in carcere con l'accusa di associazione mafiosa. Indagato per l'omicidio della sorella Jessica, scomparsa nel 2018 e morto a Favara, Vincenzo Lattuca, forse un'overdose la causa del decesso. Il giorno di Vasco, stasera è il primo dei 2 attesissimi concerti al Barbera, fan da giorni accampati davanti allo stadio, rivoluzionata la viabilità. Calcio, il Palermo mette la Serie A nel mirino, il presidente del Manchester City parla di promozione per i rosanero nel bilancio di fine stagione del City Group. Messina è iscritto in extremis al campionato di Serie C. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Oggi studenti in tutta Italia alle prese con la seconda prova di maturità, diversa per ogni singolo percorso di studio. Ieri gli iscritti di italiani, per molti una sorpresa, gli autori scelti. Sentiamo Simona Mazzone. Da Moravia a Quasimodo fino al Libro Testamento di Piero Angela e ancora Oriana Fallaci. La partenza con gli iscritti di italiano della maturità 2023 è andata piuttosto bene, a sentire gli studenti, che però non negano di essere stati colti di sorpresa, poiché speravano in autori più classici e in qualche modo pronosticati come D'Annunzio, Calvino o Svevo. Io mi aspettavo D'Annunzio o Svevo o Calvino. Proprio come tipologia o Svevo o Pirandello o D'Annunzio, quindi Quasimodo e Moravia mi hanno stupito totalmente. Mi sarei aspettato D'Annunzio, Ungaretti, basta. Molto apprezzata la tipologia C, un commento sull'elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp, un argomento decisamente vicino ai giovani e alla loro frenesia, all'incapacità di saper aspettare in una sorta di corsa continua scandita dal tempo del digitale. È la C2, quella su WhatsApp. Che parla di attualità, di cosa ne pensiamo dell'attesa di un messaggio su WhatsApp. Parlare tipo del tempo, su come i giovani d'oggi si annoiano facilmente. Ma al giorno d'oggi non siamo più abituati ad attendere perché abbiamo tutto subito a portata di mano. Io ho preferito fare la C, che era sullo stesso tema dell'attesa. Riscontri inferiori per le altre 2 tipologie, la A e la B, rispettivamente tema letterario e produzione di un testo argomentativo, mentre a qualcuno è piaciuta la traccia sulla lettera che il mondo accademico ha inviato all'ex ministro Bianchi. La lettera di Patrizio Bianchi, perché era l'unica, diciamo, che intanto mi è piaciuta, e poi Quasimodo e Moravia durante il corso di quest'anno non l'abbiamo fatti col professore, quindi siamo stati pure obbligati a scegliere. Io mi sento un po' più libero, che già una prova è andata e soprattutto già è un passo in meno verso la fine, diciamo. Archiviata la prima prova, già si pensa al secondo giorno, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio: latino al liceo classico, matematica allo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, progettazione per le scuole tecniche ed una traccia sui servizi per gli studenti dei professionali. In bocca al lupo ai ragazzi che saranno già sui banchi di scuola. Versioni contrastanti sul numero dei dispersi e su quando siano scomparsi emergono dai racconti dei 44 migranti sopravvissuti al naufragio del barchino di 6 metri sul quale viaggiavano diretti a Lampedusa e che sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera. Agli investigatori della squadra mobile in tanti hanno parlato di 6 dispersi, una donna, un uomo con un figlio di 1 anno e 3 giovani, ma nonostante le ripetute domande nessuno avrebbe saputo spiegare dove e quando sarebbero finiti in mare. Qualcuno dei naufraghi ha ipotizzato che i 6 avrebbero cambiato barchino al momento dell'imbarco perché vi sarebbero state più imbarcazioni che salpavano contestualmente, oltre a quello sul quale viaggiavano loro affondato in area SAR non risultano esserci stati altri naufragi. Intanto dalla mezzanotte scorsa si registrano altri 4 sbarchi a Lampedusa con 168 migranti.
Restano 2 anche per oggi le navi traghetto di Caronte Tourist e Isole Minori in servizio appunto nelle Isole Eolie. La società, dopo aver ottenuto dalla Procura messinese la facoltà d'uso delle 6 navi sequestrate, deve far fronte ai tempi tecnici necessari per la riattivazione dei collegamenti. Francesco Triolo. Caronte Tourist potrà utilizzare 6 navi sulle tratte con le isole minori. Il GIP di Messina Maria Militello ha infatti accolto la richiesta avanzata dai legali della compagnia di navigazione ed ha concesso la facoltà d'uso dei mezzi, nonostante il sequestro per equivalente seguito nei giorni scorsi alla Guardia di Finanza nell'ambito del sequestro da 29 milioni di euro scattato ai primi di giugno. Sulla vicenda era intervenuta anche la Regione tramite l'assessorato alle infrastrutture, che aveva scritto al giudice per le indagini preliminari, alla Procura messinese, all'amministratore giudiziario e dai prefetti di Agrigento, Messina, Palermo e Trapani, esponendo la preoccupazione per lo svolgimento del servizio e sollecitando una soluzione in tal senso. Si sblocca così la situazione dopo un'altra giornata di disagi nei collegamenti marittimi da e per le Isole Eolie, con la soppressione di diverse corse di traghetti indispensabili per rifornire le isole. Lei si sta informando se parte o non parte una nave? Trasporti sì, perché noi abbiamo i camion che vanno a Napoli e quindi ci interessa sapere come siamo combinati per vedere se le prenotazioni ce le rispettano o meno. Noi abbiamo moltissimi disagi perché ci sono pochissime navi e non riusciamo a lavorare. Io da stamattina alle 5 che sono qui, per partire adesso e tornare stanotte a mezzanotte perché non ci sono navi. Lei è appena arrivato dalle isole, com'è la situazione per quanto riguarda le navi, gli approvvigionamenti? Secondo me critica e molto imbarazzante. Non è un servizio che può continuare. Noi trasportiamo beni di prima necessità. Non è fattibile come cosa. Ora deve rientrare nelle isole? E venerdì, con la speranza che non tolgano qualche altra nave. Abbiamo grosse difficoltà a imbarcare anche per le Isole Eolie, non c'è posti, c'è sempre carenza. Quindi le porto un esempio, noi domani imbarcheremo per Vulcano, domani è giovedì sera e forse ritorneremo sabato, forse. Ieri, ad esempio, Panarea, Stromboli, Alicudi, Filicudi e la frazione di Giostra non sono state raggiunte da alcuna nave. Oggi invece sono state 3, quelle programmate, una alle 6:30 del mattino, una straordinaria alle 13:30 ed una notturna. 5 corse veloci collegheranno nella metà del tempo attuale l'aeroporto Falcone Borsellino e la stazione centrale di Palermo, con una sola fermata intermedia a Notarbartolo. A queste si aggiungerà un ulteriore sesto collegamento che effettuerà anche tutte le altre fermate. È il nuovo servizio Genio Express, finanziato con oltre 1 milione di euro dalla Regione Siciliana e che è stato presentato ieri insieme a Trenitalia. A partire da oggi, grazie a 3 coppie di treni, saranno introdotti complessivamente 6 nuovi collegamenti tra Palermo Centrale e Punta Raisi, 5 veloci con un tempo di viaggio di 34-36 minuti rispetto a quello di un'ora del servizio standard ed un collegamento aggiuntivo che effettuerà tutte le fermate intermedie. Nei festivi saranno garantiti 6 collegamenti di tipo veloce. I carabinieri di Palermo hanno sequestrato beni per un valore complessivo di circa 1 milione di euro a carico di Giovanni Niosi. L'uomo è attualmente detenuto dopo essere stato condannato per associazione mafiosa con l'accusa di aver fatto parte del mandamento di Resuttana. Il provvedimento di sequestro riguarda fra l'altro diversi rapporti bancari ed un'autocarrozzeria. È morto a Favara Vincenzo Lattuca, forse per un'overdose di droga, il fratello di Jessica, la 27enne scomparsa nel nulla nel 2018. Nelle scorse settimane l'uomo era stato iscritto nel registro degli indagati proprio per l'omicidio della sorella. Sentiamo Davide Sardo. È morto Vincenzo Lattuca, 43 anni, di Favara, già indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla sparizione della sorella Jessica, di cui non vi sono più tracce dal 12 agosto del 2018. Ieri sera è giunto cadavere al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Forse è deceduto a causa di un'overdose. Si attende l'esito degli esami tossicologici. Il procuratore Salvatore Vella ha disposto l'autopsia e ha aperto un fascicolo per spaccio di droga e morte come conseguenza di un altro reato, al momento contro ignoti. L'esame autoptico sarà eseguito nelle prossime ore. Il 43enne ha avvertito un malore mentre si trovava nell'abitazione del padre, dove viveva. Sul posto è arrivata un'ambulanza che l'ha soccorso e trasportato in ospedale. La salma si trova nella camera mortuaria, dove questa mattina di buon'ora si è recata la mamma di Vincenzo, visibilmente affranta dal dolore
minore è in precarie condizioni di salute. La signora Giuseppina, che per camminare si aiuta col bastone, accompagnata da alcuni parenti, ha voluto vedere, seppur per pochi minuti, la salma del figlio Vincenzo. Oltre alla procura di Agrigento indagano la squadra mobile e i carabinieri. Sul corpo, come emerso da una prima ispezione cadaverica, non vi sono segni di violenza. L'uomo nelle scorse settimane era stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di avere ucciso a botte la sorella Jessica e aver fatto poi sparire il cadavere. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio provocato dallo stato di ubriachezza della donna. Inoltre l'omicidio, come ipotizza ancora la procura, sarebbe stato commesso insieme con alcuni complici, così come la successiva distruzione del cadavere che non è stato mai ritrovato. L'attesa svolta nelle indagini con la morte di Vincenzo Lattuca è destinata ad una inevitabile battuta d'arresto. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. 10 anni fa il riconoscimento di patrimonio dell'umanità per l'Etna, l'UNESCO l'ha elevata a tesoro da preservare, ma a montagna, come viene chiamata, continua ad essere deturpata da incivili senza scrupoli. Tonino De Mana. 10 anni fa il riconoscimento di patrimonio dell'umanità tra speranze, prospettive e progetti, alcuni realizzati, altri naufragati, altri ancora nel cassetto. L'Etna è sempre lì, da secoli spaventa con le sue devastanti eruzioni, la prima documentata risale al 737 a.C., ma da sempre attira attenzione ai turisti da ogni parte del mondo perché a montagna, come la chiamano i catanesi, rappresenta una risorsa e come tale va preservata. Per questo il vulcano attivo più alto d'Europa è entrato di diritto nella mappa UNESCO e lo ha fatto il 21 giugno 2013. Da quel giorno tanta acqua è passata sotto i ponti o tanta lava si è riversata nella desertica Valle del Bove, uno dei luoghi più suggestivi ed attraenti del vecchio Mongibello. Gigantografie, box interattivi, documentari, pannelli, percorsi didattici, il Museo dell'Etna a Via Grande è un vulcano di emozioni che racchiude ogni aspetto di quella famosa motivazione per la notorietà, per l'importanza scientifica, culturale ed educativa che ha elevato l'Etna a patrimonio dell'umanità. Il brand Etna è sempre più riconosciuto, sempre più importante, sempre più noto e di questo se ne avvantaggiano in tanti, tutti gli operatori, sicuramente direttamente coloro che si occupano di turismo sull'Etna, ma anche indirettamente quanti ovviamente col nome dell'Etna svolgono diverse attività. Sono tanti turisti, specialmente stranieri. Qual è la domanda più ricorrente sull'Etna? Cosa vi chiedono in particolare? Di solito chiedono: ma non vi spaventate di vivere e di lavorare proprio alle pendici di un vulcano attivo, uno dei più attivi del mondo? Diciamo, conviviamo con grande tranquillità e abbiamo soprattutto un grande rispetto della nostra mamma Etna. Ma non è tutto rose e fiori. L'altra faccia dell'Etna è quella deturpata dai soliti incivili che scaricano di tutto, trasformando uno dei posti naturalistici più belli al mondo in discariche a cielo aperto. Quasi mortificante documentare il degrado e giustificarlo ai turisti, come conferma questa guida naturalistica. E dopo che una persona fa 10-12 mila chilometri, ti raggiunge qui nel splendido territorio siciliano del vulcano Etna, non puoi dire che è l'incuranza dei locali. Questo veramente a volte siamo costretti a farlo. Ecco. Tante le iniziative per i 10 anni del riconoscimento UNESCO, con mostre ed incontri presso il Museo dell'Etna, al Monastero di San Nicolò l'Arena a Catania e al Museo dell'Etna di Via Grande, dove sono previsti l'apertura straordinaria della Casa delle Farfalle e la chiusura del concorso scolastico Il Vulcano che vorrei, riservato agli alunni delle scuole elementari di Catania e provincia. Ed è partito a Catania il nuovo laboratorio di restauro realizzato dal Museo Civico Castellursino, dall'Accademia di Belle Arti di Catania, grazie ad una convenzione con il Comune, che vede al lavoro 12 allievi del corso di valorizzazione dei beni culturali del corso di pittura. La struttura è organizzata in maniera trasparente e condivisa con una teca di cristallo posta tra le pareti in pietra lavica del castello per un restauro a vista. Turisti appassionati d'arte possono così osservare da vicino il lavoro di restauratori, docenti e tutor degli allievi su autentici capolavori.
E c'è grandissimo fermento ormai da giorni a Palermo per il doppio concerto di Vasco Rossi, oggi e domani allo stadio Renzo Barbera. Il cantante è già in città per fare personalmente il soundcheck, già attivi i divieti di circolazione, ma i fan più sfegatati sono già accampati da giorni. Sentiamo Manlio Viola. Siamo gli irriducibili, siamo quelli delle tende, quelli che combattiamo per avere qualcosa, perché rispettiamo gli ideali di Vasco, perché siamo attratti da lui come una calamita, dagli stessi ideali che ci hanno insegnato i nostri genitori, e cioè quelli dell'onestà. Non siamo quelli del tutto maledetto e subito, combattiamo per poter stare in modo onesto e correre sotto le transenne e stare sotto al suo cuore. Siamo una popolazione che si riunisce ogni anno per lui e facciamo dei sacrifici per stare qui da lui. Tante persone magari ci condannano, mandate a lavorare, però magari noi facciamo dei sacrifici, facciamo il nostro lavoro e poi le nostre vacanze sono per Vasco. E tutte, noi già siamo con sacrificio da maggio, 10 giorni prima alle tende a Rimini, e poi Bologna, e poi a scendere, e poi siamo arrivati in questa meravigliosa terra, Palermo, la cosiddetta Conca d'Oro. Fra gli accampati anche una mamma con la figlia. La fan più sfegatata è la madre, che ha coinvolto la figlia fin dai suoi 16 anni, ma fino ad oggi non sono mai riuscite, o almeno non erano, a vedere un concerto insieme. Quest'anno che siamo insieme a Palermo dobbiamo vederlo insieme, accanto, piangere, ridere, cantare e gridare insieme. Tanti fan che arrivano da oltre lo stretto, ma tanti anche quelli che arrivano dal resto della Sicilia. Io vengo da Enna, cioè sono originario di Enna, ma adesso vengo dall'ultima tappa che è stata quella romana. Abbiamo fatto tutte le date del tour, siamo partiti dal soundcheck da Rimini, abbiamo fatto le 2 date di Rimini, le 4 di Bologna, le 2 romane e adesso mi toccano le 2 in casa. Dalle 19 scattano i divieti in vista delle prove generali, divieti che resteranno in vigore fino alle 4 del mattino di sabato prossimo. 2 i concerti, giovedì e venerdì, complessivamente 75.000 spettatori. E per Vasco Rossi anche la sanità si ferma. Sospesi e rinviati gli interventi chirurgici previsti al presidio ospedaliero traumatologico CTO dell'azienda Villa Sofia, che si trova dentro l'area interdetta al traffico. Sarebbe impossibile per pazienti e familiari arrivare e defluire, quindi chi si deve operare dovrà aspettare la settimana prossima. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci alla pagina sportiva. Il Palermo si candida ufficialmente alla corsa per la promozione in A. A rompere gli indugi ci ha pensato il presidente del Manchester City, che nel bilancio di fine stagione ha parlato dei progetti per il club rosanero. Sentiamo Marco Gullà. Last summer, Palermo joined L'estate scorsa il Palermo si è unito al gruppo. Palermo è sinonimo di grande storia, grande eredità, grande regione, grande club. Contestualmente al nostro arrivo è stato promosso dalla Serie C alla Serie B. Il Palermo è una grande squadra, abbiamo molte aspirazioni per questo club, abbiamo un progetto per tutto quello che facciamo. Il Palermo si candida ufficialmente alla corsa per la promozione in Serie A. A rompere gli indugi ci ha pensato direttamente il presidente del Manchester City, Khaldoun Al-Mubarak, che nell'intervista di bilancio di fine stagione ha riservato uno spazio al Palermo. Palermo merita la Serie A, la sintesi della clip sul club rosanero. Mercato, Lucioni e Gondò sono i primi 2 rinforzi del Palermo. La società rosanera ha trovato l'accordo sia con l'esperto difensore, che il 25 settembre compirà 36 anni, sia con il Lecce, club proprietario del cartellino. L'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo è attesa a giorni. È fatta anche per Cédric Gondò, attaccante della Cremonese in prestito all'Ascoli nella scorsa stagione. Gondò si è allenato in palestra con addosso la maglia del Palermo e ha postato sui social le immagini, un indizio importante. Gondò sarebbe così il primo colpo offensivo del Palermo, ma non sarebbe l'ultimo. La dirigenza rosanero vuole rivoluzionare il reparto, che quest'anno è dipeso troppo dai gol, in tutto 17 di Brunori, poi nessuno ha segnato più di 4 gol. Il Palermo sta anche tentando il grande colpo, ovvero quello di arrivare a coda del Genoa, occhiolino strizzato al calciatore. Sul fronte cessioni si lavora alla partenza di Soleri. Il Messina è iscritto in extremis al campionato di Serie C, adesso la palla passa alla Coviso, che poi ad eventuali acquirenti. Sergio Colosi.
La Serie C è salva, ma adesso il futuro del Messina è tutto da decifrare. Il presidente Pietro Sciotto, contrariamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi, ha iscritto la squadra al prossimo campionato di terza serie, versando oltre €1 milione per il pagamento degli stipendi e dei contributi ai tesserati relativamente al trimestre marzo, aprile e maggio, €60.000 per la tassa di iscrizione e €350.000 per la fideiussione assicurativa a garanzia dei futuri esborsi. Completati i pagamenti, prima della scadenza il club ha redatto il documento conclusivo relativo ad una dichiarazione di natura fiscale. La regolarità degli incartamenti inviati sarà valutata dalla Covisoc martedì 27 giugno. Il silenzio e la riflessione degli ultimi giorni di Sciotto sono risultati decisivi rispetto alle sue dichiarazioni di voler cancellare il calcio professionistico a Messina e all'amarezza espressa per la contestazione ad oltranza dei tifosi. Dopo l'iscrizione però Sciotto è chiamato a decidere in fretta il futuro del club, tenendo conto però che il rapporto con la città è definitivamente compromesso, né la svolta di ieri può portare a nuovi equilibri. All'orizzonte ci sono due possibilità. La prima, la ripresa della trattativa con l'armatore piemontese Fabrizio Mannino. La seconda, ad una soluzione con Sciotto presidente, Antonio D'Arrigo direttore generale, Pippo Bonanno consigliere, Ezio Reciti in panchina e una squadra di giovani, ma in questa seconda ipotesi si rischierebbe seriamente di vanificare quanto fatto ieri. Tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 14 su Telecolor. Buona giornata.